Jazz Glynn, I'll Be There alle 11.46 nuovamente in diretta su Radio Onda Ligure. Parliamo ora di Game of Kings, che è la web serie fantasy che è firmata da dire penna no, forse è brutto, da una videocamera, possiamo definire, da un regista di origine pietrese, di Pietra Ligure, ma che ormai vive stabilmente in quel di Genova, Dario Rigliaco, che è in collegamento con noi. Dario, ho detto giusto il cognome? Ciao, buongiorno. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Onda Ligure. Giusto Rigliaco? Rigliaco, scusa. Ci tengo a precisare che io sono l'autore e lo sceneggiatore di questo progetto, ma non voglio nulla togliere al regista, che è Gioele Fazzeri, ed è un regista di tutto rispetto, di Chiavari, che si sta occupando appunto della regia del prodotto. Io sono l'autore e lo sceneggiatore di questa creatura. Ok, quindi a ognuno il suo ruolo, quindi forse a dire penna non mi sono sbagliato poi più di tanto, perché di fatto la concezione del tutto è arrivata da te. Esatto, hai detto la cosa giusta. Io sono l'autore a 360 gradi, nel senso che ho scritto tutta la sceneggiatura dalla A alla Z, quindi ogni battuta, ogni scena, ogni chuck è partito proprio dalla mia penna, come hai detto. Ecco, allora raccontaci come è stata ideata e il percorso che hai fatto per arrivare poi alla realizzazione di Game of Kings. Sì, allora Game of Kings intanto è realizzabile grazie a un'associazione che ci sta dietro, che è un'associazione culturale genovese che si chiama The Animation. È un'associazione che è stata fondata circa 8 anni fa da me e da Emanuele Tonoli e ha portato avanti un discorso di medieval show sia sul livello teatrale, quindi sui palcoscenici, che su eventi di piazza, eventi di gala e scene con delitto medievali che poi sono diventate abbastanza note sul campo. Da lì questi ragazzi sono aumentati, abbiamo realizzato tante cose nuove, abbiamo partecipato anche come comparsa a diversi progetti esterni, fino a che poi io ho continuato ovviamente a scrivere. Io ad oggi in circa 10 anni ho scritto circa 250 spettacoli per teatri, eventi eccetera. Da qualche anno ho iniziato anche a pubblicare, sono reduce dall'ultima pubblicazione che è Miti e Misteri della Liguria, dove racconto di 25 leggende popolari appunto della nostra regione, e dopo di questo mi sono messo a lavorare alla sceneggiatura di Game of Kings. Game of Kings è un progetto che abbiamo iniziato a ragionare da circa un anno, perché poi è quasi un anno ormai. Sì. È un progetto che è un fantasy medievale, una serie di 8 episodi, al momento il piano di lavoro è quello, e vedrà i primi 4 episodi sul grande schermo in questo autunno, e sotto forma proprio di film, quindi tutti e 4 gli episodi in fila al cinema in anteprima. Poi la serie proseguirà sul web e quindi diventerà anche pubblica, ecco. Quindi l'anno prossimo seguirà lo stesso iter con gli altri 4 episodi. Quindi una sorta di anteprima al cinema, che nello specifico io qua ho una data che è il 26 ottobre alle 21 al Teatro Moretti, giusto? Me lo confermi? Esattamente, questa è una data confermata, però posso spifferare che non sarà la prima data, ma potrete vedere al cinema Game of Kings anche un po' prima, perché a giorni che ufficializzeremo le date, perché stiamo appunto finendo di ultimare la programmazione, ma la prima ufficiale sarà proprio nella città di Genova e sarà per fine settembre, se tutto va bene, però ancora non mi voglio sbilanciare sulla data precisa. Poi in coda ovviamente ci saranno altre proiezioni in altri cinema della regione Liguria. Bene, quindi è un po' una sorta di innovazione, no? Perché uno si vede i primi 4 episodi tutti uno via l'altro al cinema e poi se si appassiona la continua poi su internet. Sì, poi può rivedere i 4 episodi che usciranno online sul canale appunto di Animation, e poi stessa cosa succederà nel 2019 con i secondi 4 episodi, quindi prima presentati al cinema in un'unica serata, quindi in un grande evento dove tra l'altro noi cercheremo di essere sempre presenti con il regista, con alcuni attori della serie nelle sale, dove presenteremo il progetto e lo faremo ovviamente proiettare, saranno degli eventi proprio. Dopodiché poi sul web lo potranno anche rivedere gli appassionati, e questo porterà a termine questo piano che comprende questi 8 episodi che ormai sono quasi tutti pronti. Bene, quindi siamo in una sorta di fase embrionale, non sta vedendo la luce Game of Kings, e poi ci sarà tutto questo sviluppo che vi accompagnerà nel prossimo autunno e poi anche nel 2019. Assolutamente sì, al momento si può già vedere il primo trailer ufficiale,
che è il trailer 1, che è online da un paio di giorni, sì, ed è sul nostro canale YouTube, GE Animation, scritto Domodossola e commerciale Empoli Animation, e si chiama appunto Game of Kings Official Trailer 1. Ok, se qualcuno si fosse perso, diamo anche come riferimento savonanews.it, dove ritrovate anche il link direttamente al trailer sul canale YouTube, dove potete seguire appunto il trailer di Game of Kings. Bene Dario, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per averci spiegato e presentato questa webserie che appunto è solo all'inizio, poi il bello deve ancora venire, no? Come si dice. Quindi un grande in bocca al lupo per questa webserie, magari chissà ci risentiremo prossimamente per parlarne di, speriamo, un bellissimo successo. Intanto in bocca al lupo a te e a tutti i ragazzi che hanno lavorato a questa serie, speriamo di risentirci allora presto. Io ti ringrazio, speriamo di mangiarcelo questo lupo, e ci vediamo al cinema quest'autunno. Perfetto, grazie Dario, alla prossima, ciao. Grazie a te, ciao Federico. Radio Onda Ligure. Radio Onda Ligure. Ti cattura dalla prima nota. Ogni giorno.